Benvenuti all'edizione dell'audiogiornale dedicato alle principali notizie accadute in Friuli Venezia Giulia. Il potenziamento del pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone, frutto di una collaborazione fra cittadini e le istituzioni, rappresenta un esempio che ci riempie di orgoglio. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commenta così i risultati del progetto Flash Covid-19, realizzato grazie alla raccolta fondi lanciata dall'Associazione Dinamici e nato dalla necessità urgente di rafforzare i reparti di terapia intensiva. Lo stesso governatore sottolinea come ringraziamento e complimenti vanno rivolti a chi si è gettato in questa impresa che dà una risposta concreta al diritto alla salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Questa è la dimostrazione di come l'alleanza fra pubblico e privato possa dare risultati estremamente efficaci in tempi molto stretti. L'iniziativa è stata portata a termine appena in 20 giorni, con l'impegno del Comune di Monfalcone, dell'ASUIG, della Protezione Civile della Città dei Cantieri e della BCC di Staranzano e Villesse. Con gli oltre 130.000 euro raccolti sono stati acquistati 2 ventilatori fissi e 2 portatili e ben 8 moduli container di ultima generazione per la terapia intensiva, dotati di tutte le strumentazioni utili al loro completo funzionamento. Il dialogo tra sindaci e servizi territoriali delle aziende sanitarie è fondamentale per garantire, in particolare per la disabilità, l'individuazione delle famiglie in difficoltà e l'erogazione al maggior numero possibile di utenti dei centri diurni, ora chiusi, dei servizi alternativi che sono già stati avviati e quelli che partiranno a breve. Lo ha detto il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, durante la riunione con i sindaci, i loro delegati e referenti dei distretti sociosanitari dell'ambito afferente all'azienda sanitaria del Friuli Orientale per l'aggiornamento della situazione relativa all'emergenza coronavirus. Lo stesso assessore ha evidenziato che dal punto di vista sanitario le case di riposo sono il punto di maggiore criticità e per questo si adottano strumenti d'emergenza che stanno già dando i risultati. Tra questi spiccano le unità speciali di continuità assistenziale che consentono di fornire agli anziani le cure e supporto direttamente nelle strutture residenziali senza strapparli dal loro ambiente. Riccardi ha assicurato ai sindaci che le strutture come l'hospice di San Vito al Tagliamento, che oggi ci consentono di non far rimanere in ospedale più del necessario molti soggetti deboli, una volta terminata l'emergenza torneranno al loro ruolo originario. Un altro tema, infine, è quello della fragilità in relazione alla limitazione dei comportamenti di vita normale in questo contesto emergenziale. Il 26 marzo scorso è stata ricevuta la proposta di donazione da Confindustria di 220.000 euro, proprio in concomitanza con la evidenziazione da parte dell'unità di crisi aziendale della necessità di avere una TAC dedicata al Covid-19. Appena avuta conferma della destinazione, integrata anche con altre donazioni pervenute nel frattempo, sono state attivate dagli uffici dell'ASL e dell'ARCS tutte le procedure per l'acquisizione di tale tecnologia. Con soddisfazione possiamo dire che da questa mattina l'apparecchio è fisicamente arrivato presso l'ospedale di Udine, praticamente in 15 giorni. Nella settimana dopo le feste pasquali lo stesso verrà installato e immediatamente collaudato con l'obiettivo di averlo operativo nella stessa settimana per permettere ulteriori approfondimenti diagnostici nella lotta contro il Covid-19. Il direttore generale Massimo Braganti ringrazia Confindustria Friuli e tutti i donatori che si sono prodigati per aiutare e sostenere il progetto. La solidarietà alimentare si concretizza con i buoni spesa erogati dal Comune di Butrio a favore delle famiglie in difficoltà. Chi ne ha titolo potrà ottenere per 4 settimane un buono spesa settimanale in tagli da 10 euro come segue: 40 euro per nuclei di un componente, 60 per 2 componenti, 80 fino a 4 componenti, 100 euro per nuclei con oltre 4 componenti. Nella spesa non è ammesso il resto del denaro. L'erogazione potrà essere prorogata in funzione alle disponibilità finanziarie se permangono i requisiti dichiarati e se non vi saranno altri istanze da soddisfare nell'immediato. Come ricevere i buoni spesa? Bisogna presentare un'autocertificazione tramite il modello scaricabile dal sito del Comune di Butrio www.comune.butrio.ud.it e inviarla a protocollo@comune.butrio.udine.it.
3.600.000 euro giungono da Roma al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per adeguare e implementare il telecontrollo e la strumentazione di misura degli impianti consortili. Per ottimizzare e aggiornare gli attuali sistemi si usufruirà delle recenti innovazioni tecnologiche per la telefonia mobile, in particolare della rete 5G. Importanti le ricadute a favore dei consorziati che saranno forniti di servizi, necessità irrigue, orari di bagnatura, eccetera, in tempo reale. Si passa a un'agricoltura 4.0 che consente, ad esempio, di calcolare in maniera precisa qual è il fabbisogno idrico di una determinata cultura ed evitare quindi gli sprechi, oppure di prevedere l'insorgenza di alcune malattie delle piante o ancora di individuare in anticipo i parassiti che potrebbero attaccare le coltivazioni. È tutto per quanto riguarda questa edizione, alla prossima!